Questo è il fotogramma con cui abbiamo terminato il primo video. C'è una ragione e adesso ripartiamo proprio da qua. Alle spalle di Trieste, alle pendici delle montagne, si svolgono queste strade, questa nel particolare è la statale 14. Percorrendo questa strada possiamo girare in una traversina e ritrovarci in via Damiano Chiesa. Preparatevi perché adesso svolterò a sinistra imboccando una discesa che in soli 700 metri ci porterà in via Verrocchio numero 2, ovvero al domicilio di Sebastiano e di Liliana. Ed eccoci giunti al punto in cui abbandoniamo la strada per Basovizza, ovvero la statale 14, e imbocchiamo via Damiano Chiesa. Ovviamente la stiamo imboccando dalla direzione opposta a Piazza Gioberti, quindi dal lato alto. Queste immagini vi fanno capire anche il dislivello. Come vedete dalla mappa, solo 950 metri separano l'imbocco alto di via Damiano Chiesa con la svolta che poi ci porta in Piazza Gioberti. 950 metri quindi che permettono di scendere dall'alta montagna, vista da questo video, al quasi livello del mare. Naturalmente di questi 950 metri ben 400 li percorrerà Liliana prima di svoltare verso Piazza Gioberti. È vero che nei suicidi non c'è mai una logica, però qua la prima domanda da porsi è come mai lei percorrerà 1,9 km per arrivare a quel bosco, quando risalendo la strada in cui abita potrebbe percorrere un sentiero pressoché deserto e privo di telecamere, trovandosi sulla statale 14, che è costeggiata da boschi ed alberi, quindi un luogo ideale per un suicidio. Avete visto già diversi punti da cui è facile sparire, ma vediamo in particolare questo che vi zoomo adesso. Con soli 290 metri Liliana avrebbe già potuto da casa sua raggiungere questo bosco dove sicuramente non sarebbe stata vista né trovata da nessuno per molto tempo. Tra pochi metri svolteremo a destra e saremo praticamente davanti a casa sua. Lei si è alzata verso le 6, ha messo su la lavatrice e dopo alle 7:30 si è alzata. Sapeva quali erano gli impegni di sua moglie quella mattina? No, mi ha detto che scendeva in città. Sebastiano poi dice che lui esce di casa alle 7:40 e Lili si affaccia per salutarlo. Liliana esce di casa tra le 8:22 e le 9:30. E adesso siamo proprio davanti alla sua abitazione. Il suo portone però non è il primo ma il secondo, quello lì in fondo. Liliana Resinovic esce da casa in via Verrocchio 2 la mattina del 14 dicembre.
tra le ore 8:22 e le 9:30. Il marito afferma che è andata a buttare la spazzatura in via Damiano Chiesa. C'è la scuola di polizia, ci sono le telecamere e di fronte ci sono i cassonetti. Dagli eventi di quel 14 dicembre emerge un intervallo di tempo che potrebbe essere la chiave per svelare il mistero. Si tratta di 58 minuti tra la telefonata della donna all'amico Claudio Sterpin alle 8:22 e il messaggio senza risposta del fratello Sergio alle 9:20. Gli inquirenti stanno confrontando le testimonianze raccolte e effettuando le verifiche nei luoghi citati, dal negozio di telefonia dove Liliana non è mai arrivata alle pescherie dove il marito Sebastiano Visentin afferma di essersi recato quella mattina, prima di raggiungere il magazzino di coltelli. C'è la testimonianza di una fruttivendola che la vede passare davanti al suo negozio in via San Cilino alle 8:30. Sicura che fosse lei, riconosce anche il ciuffo biondo e dice che camminava con la testa abbassata. Ogni martedì Liliana Resinovic andava a casa di Claudio Sterpin per aiutarlo con le faccende domestiche. Anche in quella tragica mattina avrebbe dovuto recarsi dall'amico, ma alle 8:22 gli ha telefonato per avvisare che avrebbe fatto tardi. Prima devo andare al negozio di telefonia, avrebbe detto a Claudio, spiegando che doveva portare il telefono a riparare. Purtroppo in quel negozio non c'è mai arrivata. Inoltre i suoi oggetti personali, i telefonini, il portafoglio sono stati trovati nell'abitazione. Questo è uno degli interrogativi al vaglio degli inquirenti. Perché avrebbe lasciato il telefonino a casa se avrebbe dovuto portarlo a riparare? Alle 9:20 il fratello Sergio Resinovic ha mandato un messaggio a Liliana. Ogni mattina le scriveva, ma quella mattina non ha ricevuto risposta. Questo può essere un indizio del fatto che possa essere successo qualcosa tra l'ultima telefonata a Claudio Sterpin e quel messaggio. Successivamente lo stesso Claudio ha provato a chiamare la donna alle 10:45 e alle 11:30, ma nessuno ha risposto. La cronologia degli eventi accertati di quella mattina si incrocia con il racconto del marito Sebastiano Visentin. Lui ha dichiarato di essere uscito di casa in auto alle 7:40, quindi prima della telefonata di Liliana a Claudio, per fare il giro di ritiro e consegne presso le pescherie e clienti e poi raggiungere il laboratorio dei coltelli alle 9:20 in via Sette Fontane. Questo sarebbe l'alibi fornito dal marito per escludere un suo coinvolgimento in quel 58 minuti. La cugina di Liliana ha affermato che gli orari del 14 dicembre che Sebastiano ha raccontato a lei sarebbero diversi da quelli che ha raccontato in TV. Comunque gli inquirenti stanno verificando il suo percorso, interrogando il personale delle pescherie e analizzando le immagini raccolte dalle telecamere di sicurezza. Certezze acquisite negli ultimi giorni. Una telecamera, non si sa bene quale, la riprende con una borsa della spazzatura che butterà probabilmente in questi cassonetti che si trovano a 20 metri dall'ingresso di via Verrocchio. Dopodiché inizia questa discesa. E verrà inquadrata da una di queste telecamere, sono davvero numerose, della scuola di polizia. In questo momento lei ha quindi percorso 260 metri da quando è uscita da via Verrocchio e ha iniziato a scendere. A questo punto gira a destra e si trova in via San Cilino, dove tra pochissimi metri, prima di sbucare su piazza Gioberti, verrà vista dalla fruttivendola. Qua è passata, proprio per qua è passata, io ero sul banco, fuori, dentro e ho vista, ho notato molto triste. Mi sono un attimo fermata e ho detto non ero subito sicura, dopo ho visto il ciuffetto bianco ho detto sì, è Elena.
è andata verso giù, verso prendere l'autobus. Comunque io ero dentro, non ho vista se è andata verso giù o prendere l'autobus. Nelle ultime ore è stato appurato che lei in realtà non ha preso l'autobus, è lo stesso autobus che però la inquadra, come ho detto ieri, attraversare le strisce pedonali e quindi perdersi alle spalle lato monte della chiesa che vedete qui a sinistra, da cui si può imbucare solo una direzione, via San Cirino, verso l'ingresso del parco che vi ho fatto già vedere nel video di ieri. A questo punto però, volendosi suicidare, avrebbe una soluzione molto più semplice: continuare dritta in questa strada stretta e non essere vista da nessuno, per giungere in un posto molto più isolato del bosco di San Giovanni. Potete constatare da questa mappa che dal punto in cui si trova in piazza Gioberti, con soli 350 metri si ritroverebbe in un vero e proprio bosco. Adesso giungerò con l'auto proprio nei pressi di questo bosco, dopodiché inizieremo ad analizzare il percorso che in realtà sappiamo per certo che lei effettuerà quel giorno, 14 dicembre 2020. Siamo riscesi su piazza Gioberti dal lato posteriore e ricordiamo quindi che c'è un senso unico, obbligatorio fare questo giro. Arrivati in questo punto, andando a destra si piglia via San Cilino, che sembra ormai certamente essere la via che lei percorrerà. E cominciamo allora a farla. L'abbiamo fatta col buio nel primo video, adesso la facciamo con la luce. Una telecamera nel rione di San Giovanni ha ripreso Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre, poco prima della sua scomparsa, mentre camminava fuori casa. Lo ha confermato il procuratore capo Antonio De Nicolo. Secondo quanto si apprende, la 63enne sarebbe stata ripresa in piazzale Gioberti dalla telecamera frontale di uno degli autobus, che solitamente risalgono viale Sanzio per arrivare in piazza al capolinea, per poi ripartire in discesa lungo la stessa strada. I vestiti che indossava coincidono con quelli rinvenuti all'ex OPP. Il suo cadavere era stato ritrovato nel pomeriggio del 5 gennaio nel parco del ex ospedale psichiatrico, non distante dunque dall'abitazione di Liliana. Il corpo si trovava a circa 50 metri dalla strada, in un'area boschiva, una zona che Liliana e il marito conoscevano bene e che percorrevano nelle loro passeggiate o giri in bici. Dopo il ritrovamento del corpo, Sebastiano Visentini e Claudio Sterpin hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Secondo una ricostruzione, nella coppia Resinovic-Visentini era la donna a contribuire alle spese di casa in modo più consistente. Se la moglie avesse lasciato l'uomo, lui si sarebbe trovato in difficoltà economiche. Visentin nega qualsiasi coinvolgimento, si dice sconvolto e disperato. Per il procuratore di Trieste non ci sono indagati e non si può escludere ancora nessuna pista, nemmeno quella del suicidio.
Come abbiamo già detto, quindi questa è la porta che permette di iniziare la risalita verso il punto del ritrovamento. Ma se voi avete un appuntamento, tra virgolette, clandestino nel vostro quartiere per non farvi vedere, potreste dire al vostro amante di venirvi a prendere proprio in quel punto per risalire magari di lì e andare via dalla zona, ripeto, senza essere visti. Quindi perché passare da lì? Forse per potersi incontrare con qualcuno senza fare troppa strada a piedi, ma allo stesso tempo senza rischiare troppo di essere visti. Il problema però potrebbe sorgere nel caso in cui vostro marito fosse al corrente del fatto che voi il martedì avete l'abitudine di incontrarvi con qualcuno. In tal caso potrebbe seguirvi e vedere coi propri occhi ciò che state facendo. Ad ogni modo, analizziamo l'altro tragitto che porta più o meno al cancello di accesso al parco. Non giro più qui a destra in via Cilino, vado dritto, qui sempre dritto davanti a me si torna in via Verrocchio numero 2 e c'è la fruttivendolo nell'angolo sulla sinistra, ma girando qui a destra imbocco via Raffaele Sanzio, facendo il percorso indicato dalla freccia blu. Il punto in cui blu e rosso si congiungono è l'accesso al parco. Nel giorno della scomparsa di Liliana Resinovic sappiamo quello che hanno raccontato il marito, Sebastiano Visentini e l'amico Claudio Sterpin, al quale era legata da un'amicizia affettuosa. Di sicuro Liliana ha chiamato Claudio alle 8:22, ma sul contenuto delle parole dobbiamo fidarci della parola dell'amico. Alle 9:20 arriva un messaggio del fratello Sergio che rimane senza risposta. Il marito dice di essere uscito poco prima delle 8 e di averla lasciata in casa, quindi dobbiamo dedurre che lei sia uscita dopo le 8:22 e le 9:20, solo perché i suoi 2 cellulari sono stati trovati in casa e solo perché non ha risposto al fratello. Al rientro del marito a casa Liliana non c'è, ma i suoi 2 cellulari sono in casa. Lui esce di nuovo e solo in tarda serata, spinto anche dai vicini, ai quali aveva telefonato preoccupato Claudio Sterpin, andrà a segnalare la scomparsa della moglie alla polizia. Il 23 dicembre in casa viene ritrovata la borsa di Liliana, con portafogli, documenti, occhiali e carte di credito all'interno. E mi sono fermato in un bar che si trova tra via Raffaele Sanzio e l'imbocco del parco per capire che aria tira. Qualche persona presente confermava la propria incredulità per quanto accaduto, ma ripeteva anche di non aver assolutamente notato il passaggio della donna di Liliana quella mattina. Intanto da queste immagini penso si può capire benissimo come sono distribuiti i luoghi. Davanti c'è la porta di ingresso alla salita del boschetto. Vedete la risalita? Mentre virando con la telecamera a destra si vede già da questa distanza molto bene piazzale Gioberti coi suoi autobus fermi. Lo vedete laggiù. Adesso sto quindi andando a imboccare l'ingresso del parco provenendo da via Raffaele Sanzio, ma ricordandovi che la via che subito ci sarà qui a destra prima dell'ingresso è proprio la via Cilino, che ormai sembra essere certamente quella da lei percorsa. Vedete un luogo sicuramente isolato, ideale per un incontro, qui a destra la via Cilino. Ho accennato però prima alla possibilità che a questo incontro assista il marito, volontariamente o involontariamente, perché è possibile che anche involontariamente Sebastiano si sia trovato lì quella mattina. You can trust
mind. If you would try some real change, crime after crime, and the world becomes a worthless. Crime after crime, and now nothing so right for us. Crime after crime, seven people's no respect for life. Crime after crime, and no one can spot what's going on. It's crime, crime after crime, crime after crime, it's crime after crime, crime after crime, it's crime after crime, crime after crime, it's crime after crime, crime after crime. Siamo raggiunti quindi al punto dove Liliana sarà ritrovata il 5 gennaio del 2021. Il giorno della morte di Liliana Resinovic potrebbe coincidere con quello in cui la donna è scomparsa dalla sua casa il 14 dicembre. Stando a quanto si apprende, le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere il 5 gennaio sarebbero compatibili con un decesso avvenuto svariati giorni prima. Il corpo della triestina è stato trovato tra la vegetazione del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, non lontano dalla casa che divideva con il marito Sebastiano Visentin, infilato in 2 sacchi neri, a formarne uno. La testa era avvolta in 2 sacchetti di plastica trasparenti. Lo stato in cui è stato trovato il cadavere, viste anche le condizioni meteo del periodo invernale e una relativa protezione data dai sacchi neri, potrebbe essere compatibile con una morte avvenuta una ventina di giorni prima. La tesi attualmente più accreditata tra gli inquirenti è che la donna si sia allontanata a piedi da sola, per poi sparire nei giardini dell'ex ospedale psichiatrico, dove potrebbe essersi tolta la vita. Chi non crede all'idea del suicidio è Claudio Sterpin, l'amico che Resinovic avrebbe dovuto vedere la mattina della scomparsa. Non credo affatto all'idea del suicidio, ha detto la settimana scorsa durante un'intervista a una trasmissione televisiva. La mattina dell'incontro mi ha chiamato ed era serena, avevamo anche già deciso tutto. Giovedì avrebbe dovuto parlare col marito e sabato avremmo dovuto andare via insieme. Qualcuno gliel'ha impedito. Continuano nel frattempo le indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura in attesa degli esiti degli esami tossicologici. Non torna, è il solito suicidio che non torna, perché la posizione in cui Liliana viene ritrovata è adiacente o quasi alla rete, a un edificio e a una strada. Una persona che vuole togliersi la vita lo fa in una posizione occultata, oltretutto è in presenza di un bosco, per cui la soluzione per nascondersi bene non le manca di certo. Inoltre l'unico ingresso ufficiale del parco è a circa 150 metri, dove si fermano gli autobus, quindi lei percorrerebbe tutta la parte interna del bosco dove non può essere vista da nessuno, e arrivata in prossimità del punto in cui invece può benissimo essere vista da tanta gente, perché di tanta gente passa la mattina alle 9:20, decide di uccidersi in questo modo così complicato, per non dire assurdo.
Le novità sulle ultime ore di Lilly. In sede autoptica è stato accertato che la crescita pilifera sul corpo di Liliana era impercettibile o assente. In quei giorni la donna, che era estremamente curata, si era sottoposta a depilazione perché frequentava con il marito una sauna per naturisti. La mancata ricrescita lascia pensare che Lilly sia quindi morta o il giorno stesso della scomparsa o nei giorni immediatamente successivi e che potrebbe non essere stata sequestrata, come hanno pensato in un primo momento gli inquirenti. Sui sacchetti trovati sul corpo ci sono solo le impronte di Lilly, quindi o il suicidio è sempre plausibile o il presunto assassino indossava i guanti. Tuttavia sul terreno circostante al luogo del ritrovamento del corpo non c'è traccia del passaggio di un'altra persona. Ma non si sa come abbia raggiunto quel bosco, in cui il marito afferma di essere stato spesso con lei in primavera, per via dell'eccezionale varietà della flora. Come si è detto, il luogo presenta molti punti dove si potrebbe tenere e celare un corpo per diversi giorni. Il più semplice è quello che ha fatto anche vedere la TV. È una grotta, come detto già ieri, che si trova proprio nei sotterranei della chiesetta. La chiesetta è alle spalle di questo edificio, c'è un sentiero molto semplice per raggiungerla, che vi faccio vedere adesso. È comunque doveroso sottolineare che le TV hanno fatto molta confusione, perché all'interno di questo parco ci sono le strade dove effettivamente la gente gira coi cani, fa jogging e tant'altro, ma nelle zone recintate come quella in cui viene poi ritrovata Liliana invece è impossibile accedere. Infatti lì non incontrate anima viva, non è un punto dove si può entrare, c'è scritto anche palesemente che è vietato l'ingresso. È un punto strano per un suicidio, però attenzione, è sicuramente un punto di passaggio. Non vi vede nessuno di notte, tagliate dalla parte bassa del quartiere San Giovanni, lasciate il corpo e andate via poi dalla statale, che ricongiungete qui uscendo dall'archetto, come ieri vi ho fatto vedere.
Qui girando a sinistra sarei subito alla fermata del bus, salgo un attimo verso Opicina solo per tornare poi e farvi vedere meglio col giorno l'ingresso del parco. Quella che sto percorrendo ora è la via Alfonso Valerio. Porta anche all'università che dista circa 700 metri da questo punto. Quindi ingresso del parco, vedete, quello, fermata degli autobus e discesa che fa anche il bus 12, che però come ben sappiamo non fa parte del nostro racconto. E adesso noi per tornare verso San Giovanni faremo una stradina particolare che ci porterà nei prossimi video a fare nuove valutazioni. E intanto all'orizzonte si vede già Piazza Gioberti che segna il capolinea di questo secondo video.